Buongiorno, ben ritrovati, eccoci nuovamente con la rubrica Family, Salute e Benessere. Anche oggi è il nostro gradito ospite il cardiologo, il dottor Lucio Moss, che è past presidente presidente nazionale dei cardiologi dello sport. Buongiorno. Salve. Buongiorno dottor Moss, grazie per essere ancora qui con noi. Nella puntata precedente abbiamo parlato di movimento, di quanto lo sport possa essere, cioè più che lo sport, l'attività motoria possa essere importante per determinate patologie, e viene affiancata proprio come una vera e propria terapia, affiancata alla terapia chiaramente quella con i medicinali. Allora, abbiamo aperto diverse porte, abbiamo parlato di tante cose nella puntata precedente. Io partirei questa volta, visto che la settimana scorsa abbiamo parlato di 10.000 passi per la salute, ecco, vorrei un attimo riprendere l'argomento, tanto più che in questi giorni si sono tenuti a Gemona, no, i corsi, Sì, o sono cominciati i sono cominciati i corsi. corsi, oggi cominciano. Ecco, per preparare le persone che intendono, i volontari che intendono seguire chi vuole andare, chi vuole partecipare a queste passeggiate, Sì. no? Che sono spontanee. Come dicevo prima, l'altra volta abbiamo parlato dei soggetti che hanno patologie. Sì. Adesso parliamo della popolazione in generale, Sì. a tutti. Questo Sì, va bene perché non tutti hanno patologie. A tutti. No. Questo va bene per tutti. Per cui l'Organizzazione Mondiale della Sanità dice che dobbiamo fare, che sono consigliati almeno 10.000 passi. Ripeto sempre, l'uomo è una bestia che è nata per correre, muoversi. È una bestia. È un animale, diciamo, ecco, più bello. Un animale che è nato per correre e noi stiamo sempre fermi. E quindi questo è una cosa innaturale. Per cui l'obiettivo è quello di fare 10.000 passi al giorno. Chi sta a casa fa 1.000 passi al giorno. Un normale lavoro, io ho provato a mettere su il misuratore, lavorando in ospedale, camminando un po', sedendomi eccetera, arrivo ai 4.500 passi al giorno. Bisogna aggiungere passi alla... È una casalinga? passi Quanti alla passi giornata. arriva? 4, Una 5.000, casalinga? 4-5.000 passi. Per cui troppo pochi. tantissimi cominciano, poi smettono. Uno dei motivi per cui abbiamo organizzato tanto nel 2011 ancora delle passeggiate, abbiamo creato dei gruppi di cammino. Già nel 2011 siamo stati tra i primi e dopo di noi hanno cominciato tantissimi altri, per fortuna. E questa è questa diapositiva del 2011, quando a San Daniele ci siamo detti: ma perché diciamo a tutti di andare a camminare? Portiamoli noi, e abbiamo cominciato ad andare a camminare con la gente la sera, alle 6 di sera, finito Infatti, ho avuto tanto successo. Infatti Federsanità dice, cioè il dottor Moschi ha cominciato. Abbiamo cominciato. No? Sì. C'è una cosa da dire, come dire chi fa nuoto, andare in piscina uno si stufa a correre su e giù, Sì. andare a camminare sempre nello stesso posto, uno può anche stufarsi. Sì, è vero, Bisogna è vero. rendere più piacevole la camminata, il movimento, eccetera, e bisogna renderlo anche più sicuro, cioè uno non può andare sul tagliamento per conto suo se non c'è un sentiero, se non c'è qualcosa, soprattutto se ci sono persone anziane, se ci sono bambini, bisogna conoscere il percorso, bisogna avere dei percorsi in qualche modo controllati, e la Regione a questo proposito, in collaborazione con l'ANCE, le cose dei comuni, ha fatto questo progetto che si chiama Progetto 10.000 passi di salute, e ci sono state fatte 59 percorsi. I comuni hanno messo a disposizione dei percorsi tabellati, dei percorsi nei quali conosciamo il dislivello, conosciamo le difficoltà, conosciamo il tempo medio di percorrenza. E questo ha creato tantissimo. Qui vedete Lignano, ad esempio, questa è una passeggiata che si può fare a Lignano, e sono i 10, e questo progetto ha creato tantissimo interesse, oltre che in Italia. Queste, come avete visto le diapositive, sono relative a un congresso di Chicago dell'American Heart Association sugli stili di vita, e questo progetto è stato presentato il 3 di marzo, da poco, e ha creato molto interesse. Su questa cosa si va avanti adesso con
Per stimolare ancora di più le varie associazioni, i singoli, le società sportive, eccetera, ci saranno delle persone che verranno formate in qualche modo per accompagnare per questi 59 percorsi, sono tanti in Friuli Venezia Giulia, in questi 59 percorsi la gente, i partecipanti che vogliono venire per poter anche eventualmente illustrare in questi percorsi se ci sono degli luoghi di particolare interesse artistico. È bella questa collaborazione, sì, no? Tra l'altro anche con scienze motorie, come ci ha spiegato il professor Laser. Il professor Laser comincia oggi il corso per questi, diciamo così, accompagnatori volontari. Alcuni saranno anche noi avevamo cominciato anche con gli studenti di scienze motorie che venivano, accompagnavano, ci si fermava anche in qualche posto per poter fare degli esercizi per sciogliere le articolazioni, eccetera. È un progetto anche questo che sicuramente avrà ancora degli sviluppi e ha destato molto interesse dappertutto. Senta, dottor Moss, abbiamo anticipato anche nella puntata precedente che oggi avremmo parlato di long Covid e che cosa ha comportato il Covid proprio per determinate patologie. Aumento di infarti c'è stato, no? Si ricorre... ci sono due problemi. Quello che è l'effetto Però era del stato virus. detto all'inizio del virus, cioè l'avevate previsto, i cardiologi l'avevano detto, essendoci il lockdown, essendoci la preoccupazione di avvicinarsi alle strutture sanitarie, c'è il rischio che determinate patologie abbiano un incremento e qualcuno aveva anche accennato così, aveva ipotizzato addirittura 20-30% di incremento. Sì, è vero, risponde effettivamente? Ci sono due problemi. Uno sono gli effetti del lockdown, della paura della gente di andare in ospedale, eccetera, che ha avuto un effetto, e il secondo è l'effetto diretto del virus sul nostro organismo. Sul primo c'è stato uno studio nazionale ha dimostrato che c'è stato il 48% durante la prima fase del lockdown di persone di meno di infarti registrati in ospedale, ma questo non significa che la gente non aveva l'infarto, significa che gli infarti venivano presi molto tardi. E alcuni sono addirittura passati, uno è stato male, perché insomma non sempre si muore di infarto, no? La gente guarisce anche senza l'intervento, per fortuna la natura ci difende. Ci sono state tante persone che hanno avuto un infarto, un attacco di cuore, eccetera, diagnosticato tardi, con tutte le conseguenze che ciò comporta, per mancato accesso in ospedale. C'è stato anche questo aumento delle casi che avete visto anche sul nostro Messaggero, tantissime volte morti improvvise, i cosiddetti malori, morto per un malore, eccetera. Alcuni di questi, io non posso adesso, tutti i dati non li abbiamo, avremo i dati più avanti, probabilmente sono aumentati perché alcuni di questi soggetti tra cui ho avuto dei pazienti, avevano avuto nei giorni precedenti dei sintomi che in un periodo normale magari li avrebbero portati in ospedale e avrebbero portati a diagnosticare la patologia, ma invece questo non è successo. Sicuramente è una roba da dire, perché qua adesso con tutte queste fake news bisogna stare attenti a quello che si dice. Sicuramente è stata, siccome c'era stato questo aumento di queste morti improvvise, queste morti a casa, eccetera, di questi soggetti, anche non giovanissimi, era stata data colpa al vaccino, ma naturalmente questo non c'entra assolutamente niente col vaccino. Per quanto riguarda il post-Covid, è una cosa che stiamo ancora imparando. Una cosa è sicura, il Covid lascia degli strascici, lascia dei segni a lungo tempo. I pazienti arrivano che si sentono stanchi, fanno fatica, difficoltà di respiro, eccetera, anche se hanno i raggi del torace, l'attacco negativa, gli esami del sangue e l'elettrocardiogramma anche sotto sforzo normali, hanno questa sensazione di astenia che è stata chiamata come sindrome post-Covid, della quale stiamo imparando ad affrontarla.
Sul fatto delle trombosi sicuramente il Covid ha questa facilità di facilitare le trombosi. Sul lungo termine probabilmente questo è tutto ancora non sappiamo niente, è tutto da vedere. È tutto un campo ancora da esplorare. È stato un campo nuovo per tutti i medici, sono state dette tante stupidaggini appunto perché era un campo nuovo, uno pensava una cosa, pensava l'altra. Sicuramente sì, va sottolineato il fatto che quelli col vaccino sono i più protetti. Certamente si è parlato molto delle miocarditi da vaccino eccetera, sono estremamente più rare rispetto alle miocarditi che rimangono sempre rare, vere e proprie da Covid, che però alcune le abbiamo viste. Per chi fa sport e per chi fa attività fisica bisogna fare una distinzione: chi è sport agonistico, che ha avuto il Covid, anche se ha la sua visita di idoneità fatta, deve ripetere il test. All'inizio si doveva ripetere l'ecografia, doveva ripetere tanti esami, si è visto che l'ecografia non serve a niente, in questo caso non serve, deve ripetere un test vero e proprio sul cicloergometro o sul treadmill per avere l'idoneità e riprendere l'attività. Chi non fa attività agonistica deve riprendere la sua attività, è una terapia, anche nel centro di Gemona avremo anche soggetti che hanno avuto post-Covid, deve riprendere lentamente la sua attività, in qualche modo personalizzando, come avevo detto varie volte, la frequenza cardiaca e il carico massimale che deve raggiungere. Bene, siamo giunti al termine di questo appuntamento bisettimanale con la rubrica Family Salute e Benessere. Non posso fare altro che ringraziare il dottor Lucio Moss, che ricordiamo essere past presidente nazionale dei cardiologi dello sport. Grazie per essere stato con noi, grazie per averci seguito e noi con la rubrica Family Salute e Benessere ci vediamo la prossima settimana sempre alla stessa ora. Arrivederci.